La cosa che colpisce di più di questa necropoli e di questo sito archeologico è, oltre all'enorme quantità di sia di menhir che di megaliti e di domos de Janas, è l'incredibile allineamento astronomico che queste tombe, costruite appunto al centro di questi cerchi, sono allineate agli astri, quindi a particolari allineamenti delle costellazioni. La tomba numero 2, ad esempio, è molto complessa, ricorda anche la Stone Age in Inghilterra, e presenta un calendario astronomico molto 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 particolare e dettagliato. Ma la cosa che colpisce di più appunto è la differenza che si nota fra una lavorazione delle pietre esterne, quindi i cerchi, le cerchie, e poi le strutture che sono state poste al centro di esse. Quindi, ritornando a descrivere un po' queste grandi pietre, questi menhir, all'inizio, all'entrata del parco, ritroviamo tutta una fila di menhir sulla destra, poi procedendo più avanti si troveranno i menhir più grandi di tutto il complesso. La datazione. La datazione di questi menhir è una delle cose più interessanti di questo sito. Addirittura sono considerate più antiche delle stesse pietre di Stone Age, delle grandi pietre di Stone Age, di 1000 anni. Diciamo che questi menhir e questi megalitti hanno una datazione fra il 3250 a.C. e il 2700 a.C., quindi parliamo di un'epoca di oltre 1000 anni più antica dei nuraghi. Questo è quello che dice appunto la storia ufficiale e l'archeologia, ma sappiamo bene che man mano che si va indietro nel tempo le certezze storiche, archeologiche si fanno sempre più flebili e sempre più incerte e oscure, se vogliamo. Perché a questo discorso dovremo parlare poi delle altre civiltà, diciamo contemporanee a questa misteriosa civiltà che ha fatto costruire questi megalitti e questi menhir. All'epoca 3200 a.C. parliamo di un'epoca delle piramidi, ma sappiamo bene che le piramidi sono molto più antiche di quello che ci racconta l'egittologia ufficiale. Addirittura si risalgono all'epoca dell'inabissamento di Atlantide, o sarebbero state costruite dai discendenti di Atlantide. La struttura che vedete è sicuramente la tomba più interessante del sito di Pramuteddu, appartenente a un personaggio sicuramente importante e ricco. Basta vedere anche come la fattura di questa tomba, che ricorda appunto la classica Domus de Janas. Questi blocchi centrali, questo blocco centrale che adesso vedete che è spaccato, è stato distrutto, una parte, in parte anche a causa di alcuni predatori di tombe che nei svariati decenni passati hanno cercato di depredare questo parco archeologico, e appunto cercando di trovare dei preziosi, dei tesori o comunque degli oggetti di valore all'interno delle tombe. Ricordiamo che appunto questo sito è stato comunque preda di diversi interventi dei tombaroli, chiamiamoli così, nel corso dei vari secoli.
Parliamo di un'epoca che è veramente molto antica, ma che in realtà potrebbe essere più antica di quello che ci dice la storiografia ufficiale. Ci sono molti misteri sul significato di questi menhir. In effetti non si sa bene che cosa possano rappresentare. Potrebbero rappresentare delle astronavi? Potrebbero rappresentare dei visitatori alieni? Non lo sappiamo. Una parte, diciamo, non dico l'80%, ma almeno il 60-70% della storia umana è una storia che non contempla l'esistenza di civiltà aliene nel corso dei nostri millenni e secoli passati. Escludendo questa buona fetta di storia nel nostro racconto storico, escludiamo una fetta enorme anche del senso della costruzione di gran parte delle opere delle varie civiltà passate, antiche e sepolte. E se togliamo questo contesto, lo sradichiamo, e magari ti dicono che gli scavi non sono proseguiti perché per mancanza di fondi, il che può essere vero. Può essere vero che per mancanza di fondi non hanno proseguito gli scavi, ma può essere anche vero che non abbiano proseguito perché non vogliono svelare altre cose. Tutto ci può essere. Io mi chiedo sempre, mi pongo tante domande. E quando ho visitato questo sito, e vedete nelle immagini, me le stavo facendo queste domande. La guida ci stava raccontando tutta una serie di informazioni legate a questo sito, avendo partecipato lui stesso agli scavi, e quindi la sua esperienza ha un grande valore storico e culturale, perché lui ci stava raccontando la storia di questo sito archeologico. Effettivamente però ci sono delle zone oscure, che non combaciano, dei particolari che non combaciano, e io stesso me ne sono reso conto osservando proprio la natura di queste pietre e anche la loro collocazione. Intanto non si tratta di una civiltà poco evoluta, ma di una civiltà avanzata, che conosceva bene le stelle, conosceva il solstizio d'estate, il solstizio d'inverno, la posizione del Sole, della Luna, dei pianeti. È perché appunto questi allineamenti planetari, secondo il calendario lunare, rispettavano questi allineamenti, calendario solare e calendario lunare. Lo stesso discorso che faccio anche per i pozzi sacri. Non sono state collocate a caso né queste pietre e né le tombe. Nelle tombe sono state messe in un punto preciso, probabilmente con un drone o con delle riprese dall'alto. Sicuramente queste collocazioni potrebbero essere rilevate molto molto meglio. Io non dispongo ancora di un drone, me lo vorrei comprare, non costano neanche tanto, però vorrei comprarmi qualche drone di qualità che faccia delle belle riprese, che sia insomma duraturo nel tempo. Ma su internet, anche su YouTube, troverete diversi filmati, diversi documentari fatti molto bene, che descrivono questo sito in maniera molto più professionale di questo video o di altri. Quello che posso dire, concludo la mia narrazione riguardo questo sito archeologico affascinantissimo, che vi invito a visitare dal vero. Il biglietto costa anche poco, 5 euro, in realtà meriterebbe molto di più perché è un posto vastissimo, oltre 200.000 metri quadrati, e tra l'altro in una zona bellissima della Sardegna, molto ricca di energie ancestrali. E poi anche la bellezza di queste pietre, di queste tombe, lo stesso. Il blocco centrale della tomba che avete visto prima dovrebbe essere stato fatto fuori da questo sito, cioè è stato portato qua, ma non è stato fatto qua, non è stato edificato qua. E la differenza si nota anche nella lavorazione diversa della pietra. Quindi concludo dicendovi che Prano Muteddu è un sito, una necropoli ancora in fase di scoperta, probabilmente legata all'esistenza di antiche civiltà molto avanzate. Non voglio parlare di alieni, ma civiltà che forse potrebbero aver avuto dei contatti extraterrestri, o civiltà avanzate
molto più avanzate di quello che dice la storiografia ufficiale, e questo compatibilmente anche alle civiltà egizia, alle civiltà precolombiane e sudamericane, ad esempio. Parliamo di Tiwanaku in Bolivia, in Perù, nelle Ande, a Machu Picchu, e in altre, e anche ad esempio in Cambogia, in Asia, a, a Gerico ad esempio, insomma in vari posti della terra, probabilmente civiltà discendenti dall'epoca dell'oro, all'epoca di Atlantide. Un caro saluto da Schiffer Adams e dell'host Sardinia, Sardegna dimenticata, e alle prossime escursioni ed esplorazioni.